Sono stato in paese insieme a 5 anni, sono nato in Ajaccio, dopo sono stato in paese insieme a 5 anni, poi dopo i miei parenti nei istruttori sono partiti da Gorzica. I miei parenti sono partiti in Algeria in cooperazione, erano istruttori. C'ero passato 3 anni, 4 anni perché mi sentivo bene, ancora mi sentivo bene, era un luogo che mi piaceva. Ma dopo sono stato mutato a Créteil, su un bel luogo. E c'ero passato un anno e dopo mi hanno mandato al liceo un Sartè perché non tenevo mica. Avevamo due rischi di Charleroi che io passavo ora, tutta la giornata, io passavo pure 15 volte alla villa. Ho regretto perché ho conosciuto un cambiamento, veramente un cambiamento. Negli anni 60, per esempio in paese c'era un fragno, c'era un mulino, c'era la gente con le castagne, c'era una vita veramente paesana, diciamo. E siamo partiti in Tunisia, sono partito in Tunisia con i miei parenti, e quando siamo voltati non c'era più nulla, una nuvola. Da un'annata all'altra c'è stata la Pasqua e i cosi sono cambiati veramente. C'è un po' di tristezza in Gorzica qui. La gente non si parla più, non c'è più niente, in questo paese non c'è più niente. Cioè, ma c'è sempre una ventina, mica di più. D'estate con delle giugni non sono più corti. Giugni in paese come le giugni a Saint-Tropez. I titelli passano, non dicono mica buongiorno, ma dicono sono titelli, non dicono mica buongiorno, ma passano i parenti 2 minuti dopo, non dicono mica buongiorno di nuovo. Non si sente una parola di corso. Allora, non parlo mica in maniera linda, ma non si sente mai una parola di corso in tutti questi giorni che giugni. Per me era più bella innanzi perché a me generazione ha conosciuto la Gortinziana, a Vini di questa Gortinziana, di paesani, di agricoltori, di Gortica, pastori. C'è stata un'evoluzione sicuramente, si vede in villa, si vede nei cosi, ma troppo stoppia. Tutti questi magazzini in Ajaccio, tutte queste cose, che giugno a fare, quindi noi siamo 50.000, che giugno a fare queste cose qui, non servono a nulla, francamente. Parliamo in Ajaccio, non c'è più nessuno che capisce una parola di corso. Non si trova più a Gorzica, che di conosciuto non si trova più, non si troverà mai più da presso me. Che non paressero di buongiorno quando li sono in paese. E i parenti di noi, che li imparissero di buongiorno. O manco sa fare qui, altre cose non si domanda tanto a fare, ma buongiorno.